Un plauso sicuramente va fatto a chi ha coordinato il servizio d'ordine in città per accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un servizio d'ordine che è stato piuttosto rigido, in particolare nella zona del caos, dove il Presidente è giunto intorno alle 19 dopo essere atterrato a Porto Empedocle. La casa natale di Luigi Pirandello è stata la prima tappa della visita lampo di Mattarella ad Agrigento. Ad accoglierlo al caos il prefetto di Agrigento Nicola Diomede, il presidente della regione Rosario Crocetta e il nuovo questore Maurizio Auriemma. Prima di lasciare la contrada caos, il capo dello Stato ha assistito alla scopertura nel cortile della casa natale del drammaturgo di una targa commemorativa. Quindi il corteo si è diretto nell'area archeologica per poi giungere al Tempio della Concordia in serata per la cerimonia di consegna del premio Pirandello. Si ricorda Pirandello con la presenza prestigiosa del Presidente della Repubblica. È un evento importante che poi fra l'altro dà ancora più valore e forza al premio. Ricordando una cosa importante, che Pirandello in assoluto è uno dei più grandi scrittori del Novecento a livello mondiale, ed è un autore ancora oggi incredibilmente contemporaneo. Non è solo credo il più grande lettore della Sicilia, perché Pirandello ha rappresentato l'anima del popolo siciliano, ne ha colto le sfumature, i comportamenti, gli atteggiamenti, la visione del mondo, ma credo che abbia una universalità ancora più forte, che è legata proprio è stato fra i primi autori che ha colto nei primi anni del Novecento il disagio dell'uomo contemporaneo e anche le scissioni dell'uomo contemporaneo, di questo individuo multiplo che è uno, nessuno, 100.000 nei 1000 ruoli della vita, e anche il paradosso dei ruoli sociali che a volte si contrappongono alla piena liberazione delle persone. Dopo il Quirinale ha avuto l'opportunità di rincontrare il Presidente Mattarella qui ad Agrigento. Sì, infatti appena sono incrociati gli sguardi lui mi ha riconosciuta, si è avvicinato e mi ha detto che è un piacere rincontrarmi, anche per me è stato un piacere rincontrare lui. Anche perché lei per il gesto è ormai abbastanza nota in Italia. Sì, faccio il mio lavoro semplicemente con amore e niente di particolare, però sicuramente con amore.